con la lettura integrale dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, a cura di Giulio Cainarca. Buon ascolto. Lucia entrò nella stanza terrena mentre Renzo stava angosciosamente informando Agnese, la quale angosciosamente lo ascoltava. Tutte e due si volsero a chi ne sapeva più di loro e da cui aspettavano uno schiarimento, il quale non poteva essere che doloroso. Tutte e due, lasciando travedere, in mezzo al dolore e con l'amore diverso che ognun d'essi portava a Lucia, un cruccio pur diverso, perché avesse taciuto loro che cosa e una tal cosa. Agnese, benché ansiosa di sentir parlare la figlia, non poté tenersi di non farle un rimprovero. A tua madre non dir niente di una cosa simile. Ora vi dirò tutto, rispose Lucia asciugandosi gli occhi col grembiule. Parla, parla, parlate, parlate, gridarono a un tratto la madre e lo sposo. Santissima Vergine, esclamò Lucia, chi avrebbe creduto che le cose potessero arrivare a questo segno? E con voce rotta dal pianto raccontò come, pochi giorni prima, mentre tornava dalla filanda ed era rimasta indietro dalle sue compagne, le era passato innanzi Don Rodrigo in compagnia d'un altro signore, che il primo aveva cercato di trattenerla con chiacchiere, come ella diceva, non punto belle, ma essa, senza dargli retta, aveva affrettato il passo e raggiunte le compagne. E intanto aveva sentito quell'altro signore rider forte e Don Rodrigo dire scommettiamo. Il giorno dopo coloro s'eran trovati ancora sulla strada, ma Lucia era nel mezzo delle compagne, con gli occhi bassi, e l'altro signore sghignazzava e Don Rodrigo diceva vedremo, vedremo. Per grazia del cielo, continuò Lucia, quel giorno era l'ultimo della filanda. Io raccontai subito. A chi hai raccontato? Domandò Agnese, andando incontro, non senza un po' di sdegno, al nome del confidente preferito. Al padre Cristoforo, in confessione, mamma, rispose Lucia, con un accento soave di scusa. Gli raccontai tutto, l'ultima volta che siamo andate insieme alla chiesa del convento. E se vi ricordate, quella mattina io andava mettendo mano ora a una cosa, ora a un'altra, per indugiare, tanto che passasse altra gente del paese avviata a quella volta e far la strada in compagnia con loro, perché dopo quell'incontro le strade mi facevan tanta paura. Al nome riverito del padre Cristoforo, lo sdegno d'Agnese si raddolcì. Hai fatto bene, disse, ma perché non raccontar tutto anche a tua madre? Lucia aveva avute due buone ragioni. L'una di non contristare né spaventare la buona donna per cosa alla quale essa non avrebbe potuto trovar rimedio. L'altra di non metter a rischio di viaggiar per molte bocche una storia che voleva essere gelosamente sepolta, tanto più che Lucia sperava che le sue nozze avrebbero troncata sul principiare quell'abominata persecuzione. Di queste due ragioni, però, non allegò che la prima. E a voi, disse poi, rivolgendosi a Renzo, con quella voce che vuol far riconoscere a un amico che ha avuto torto, e a voi doveva io parlar di questo? Purtroppo lo sapete ora. E che t'ha detto il padre? Domandò Agnese. M'ha detto che cercassi d'affrettar le nozze il più che potessi e intanto stessi rinchiusa, che pregassi bene il Signore e che sperava che colui, non vedendomi, non si curerebbe più di me. E fu allora che mi sforzai, proseguì rivolgendosi di nuovo a Renzo, senza alzargli però gli occhi in viso e arrossendo tutta, fu allora che feci la sfacciata e che vi pregai io che procuraste di far presto e di concludere prima del tempo che s'era stabilito. Chissà cosa avrete pensato di me, ma io facevo per bene ed ero stata consigliata e tenevo per certo, e questa mattina ero tanto lontana da pensare. Qui le parole furono troncate da un violento scoppio di pianto. Ah, birbone, ah, dannato, ah, assassino!
gridava Renzo, correndo innanzi e indietro per la stanza e stringendo di tanto in tanto il manico del suo coltello. «Oh, che imbroglio, per amor di Dio!» esclamava Agnese. Il giovine si fermò d'improvviso davanti a Lucia che piangeva. La guardò con un atto di tenerezza mesta e rabbiosa e disse: «Questa è l'ultima che fa quell'assassino». «Ah no, Renzo, per amor del cielo!» gridò Lucia. «No, no, per amor del cielo, il Signore c'è anche per i poveri. E come volete che ci aiuti se facciam del male?» «No, no, per amor del cielo!» ripeteva Agnese. «Renzo», disse Lucia con un'aria di speranza e di risoluzione, più tranquilla. «Voi avete un mestiere e io so lavorare. Andiamo tanto lontano che colui non senta più parlar di noi». «Ah, Lucia, e poi? Non siamo ancora marito e moglie. Il curato vorrà farci la fede di stato libero? Un uomo come quello? Se fossimo maritati, oh, allora...» Lucia si rimise a piangere e tutte e tre rimasero in silenzio e in un abbattimento che faceva un tristo contrapposto alla pompa festiva dei loro abiti. «Sentite, figliuoli, date retta a me», disse dopo qualche momento Agnese. «Io son venuta al mondo prima di voi e il mondo lo conosco un poco. Non bisogna poi spaventarsi tanto. Il diavolo non è brutto quanto si dipinge. A noi poverelli le matasse paion più imbrogliate perché non sappiamo trovarne il bandolo, ma alle volte un parere, una parolina d'un uomo che abbia studiato, so ben io quel che voglio dire. Fate a mio modo, Renzo, andate a Lecco, cercate del dottor Azzeccagarbugli, raccontategli, ma non lo chiamate così, per amor del cielo, è un soprannome. Bisogna dire il signor dottor... come si chiama ora? Oh, toh, non lo so il nome vero. Lo chiaman tutti a quel modo. Basta, cercate di quel dottore alto, asciutto, pelato, col naso rosso e una voglia di lampone sulla guancia. «Lo conosco di vista», disse Renzo. «Bene», continuò Agnese, «quello è una cima d'uomo. Ho visto io più d'uno che era più impicciato che un pulcin nella stoppa e non sapeva dove batter la testa e dopo essere stato un'ora a quattr'occhi col dottor Azzeccagarbugli, badate bene di non chiamarlo così, l'ho visto, dico, ridersene. Pigliate quei 4 capponi, poveretti, a cui dovevo tirare il collo per il banchetto di domenica e portateglieli, perché non bisogna mai andar con le mani vote da quei signori. Raccontategli tutto l'accaduto e vedrete che vi dirà su 2 piedi di quelle cose che a noi non verrebbero in testa a pensarci un anno». Renzo abbracciò molto volentieri questo parere. Lucia l'approvò e Agnese, superba d'averlo dato, levò a una le povere bestie dalla stia, riunì le loro 8 gambe come se facesse un mazzetto di fiori, le avvolse e le strinse con uno spago e le consegnò in mano a Renzo, il quale, date ricevute parole di speranza, uscì dalla parte dell'orto per non esser veduto da ragazzi che gli correrebber dietro gridando «Lo sposo, lo sposo!». Così, attraversando i campi o, come dicon colà, i luoghi, se n'andò per viottole, fremendo, ripensando alla sua disgrazia e ruminando il discorso da fare al dottor Azzeccagarbugli. Lascio poi pensare al lettore come dovessero stare in viaggio quelle povere bestie, così legate e tenute per le zampe, a capo all'ingiù, nella mano d'un uomo il quale, agitato da tante passioni, accompagnava col gesto i pensieri che gli passavan a tumulto per la mente. Ora stendeva il braccio per collera, ora l'alzava per disperazione, ora lo dibatteva in aria come per minaccia e in tutti i modi dava loro di piere scosse e faceva balzare quelle 4 teste spenzolate, le quali intanto si ingegnavano a beccarsi l'una con l'altra, come accade troppo sovente tra compagni di sventura. Giunto al borgo, domandò dell'abitazione del dottore, gli fu indicata e vandò. All'entrare si sentì preso da quella suggezione che i poverelli illetterati provano in vicinanza d'un signore e d'un dotto e dimenticò tutti i discorsi che aveva preparati, ma diede un'occhiata ai capponi e si rincorò. Entrato in cucina,
Domandò alla serva se si poteva parlare al signor dottore. Adocchiò essa le bestie e, come avvezza a somiglianti doni, mise loro le mani addosso, quantunque Renzo andasse tirando indietro, perché voleva che il dottore vedesse e sapesse che egli portava qualche cosa. Capitò appunto mentre la donna diceva: "Date qui e andate innanzi". Renzo fece un grande inchino. Il dottore l'accolse umanamente con un "Venite, figliuolo", e lo fece entrar con sé nello studio. Era questo uno stanzone su 3 pareti, del quale eran distribuiti i ritratti de 12 Cesari. La quarta coperta da un grande scaffale di libri vecchi e polverosi. Nel mezzo una tavola gremita d'allegazioni, di suppliche, di libelli, di gride, con 3 o 4 seggiole all'intorno e da una parte un seggiolone a braccioli, con una spalliera alta e quadrata, terminata agli angoli da 2 ornamenti di legno che s'alzavano a foggia di corna, coperta di vacchetta, con grosse borchie, alcune delle quali, cadute da gran tempo, lasciavano in libertà gli angoli della copertura che s'accartocciava qua e là. Il dottore era in veste da camera, cioè coperto d'una toga ormai consunta che gli aveva servito molt'anni addietro per perorare nei giorni d'apparato quando andava a Milano per qualche causa d'importanza. Chiuse l'uscio e fece animo al giovine con queste parole: "Figliuolo, ditemi il vostro caso". "Vorrei dirle una parola in confidenza". "Son qui", rispose il dottore. "Parlate", e s'accomodò sul seggiolone. Renzo, ritto davanti alla tavola, con una mano nel cocuzzolo del cappello che faceva girar con l'altra, ricominciò: "Vorrei saper da lei che ha studiato". "Ditemi il fatto come sta", interruppe il dottore. "Lei m'ha da scusare, noi altri poveri non sappiamo parlar bene. Vorrei dunque sapere". "Benedetta gente, siete tutti così. Invece di raccontar il fatto, volete interrogare perché avete già i vostri disegni in testa". "Mi scusi, signor dottore, vorrei sapere se a minacciare un curato perché non faccia un matrimonio c'è penale". "Ho capito", disse tra sé il dottore, che in verità non aveva capito. "Ho capito". E subito si fece serio, ma d'una serietà mista di compassione e di premura. Strinse fortemente le labbra, facendone uscire un suono inarticolato che accennava un sentimento espresso poi più chiaramente nelle sue prime parole. "Caso serio, figliuolo, caso contemplato. Avete fatto bene a venire da me. È un caso chiaro, contemplato in 100 gride e, appunto, in una dell'anno scorso, dell'attuale signor governatore. Ora vi fo vedere e toccar con mano". Così dicendo, s'alzò dal suo seggiolone e cacciò le mani in quel caos di carte, rimescolandole dal sotto in su come se mettesse grano in uno staio. "Dov'è ora? Vien fuori. Bisogna aver tante cose alle mani, ma la dev'esser qui sicuro, perché è una grida di importanza. Ah, ecco, ecco". La prese, la spiegò, guardò alla data e, fatto un viso ancor più serio, esclamò: "Il 15 d'ottobre 1627. Sicuro, è dell'anno passato. Grida fresca. Son quelle che fanno più paura. Sapete leggere, figliuolo?" "Un pochino, signor dottore". "Bene, venitemi dietro con l'occhio e vedrete". E tenendo la grida sciorinata in aria, cominciò a leggere, borbottando a precipizio in alcuni passi e fermandosi distintamente, con grande espressione, sopra alcuni altri secondo il bisogno. "Sebbene, per la grida pubblicata d'ordine del signor Duca di Feria ai 14 di dicembre 1620 et confirmata dall'illustris et excellentis signore il signor Gonzalo Fernandez de Cordova, eccetera, fu con rimedi straordinari e rigorosi
provvisto alle oppressioni, concussioni et atti tirannici che alcuni ardiscono di commettere contra questi vassalli tanto divoti di S.M. Ad ogni modo, la frequenza degli eccessi e la malizia, eccetera, è cresciuta a segno che ha posto in necessità l'eccel sua, eccetera, onde col parere del Senato et di una giunta, eccetera, ha risoluto che si pubblichi la presente e cominciando dagli atti tirannici, mostrando l'esperienza che molti, così nelle città come nelle ville, sentite? Di questo Stato, con tirannide, esercitano concussioni e opprimono i più deboli in vari modi, come in operare che si facciano contratti violenti di compra ed affitti, eccetera. Dove sei? Ah, ecco, sentite. Che seguano o non seguano matrimoni, eh? È il mio caso, disse Renzo. Sentite, sentite, c'è ben altro e poi vedremo la pena. Si testifichi o non si testifichi, che uno si parta dal luogo dove abita, eccetera. Che quello paghi un debito, quell'altro non lo molesti, quello vada al suo molino. Tutto questo non ha a che far con noi. Ah, ci siamo. Quel prete non faccia quello che è obbligato per l'ufficio suo o faccia cose che non gli toccano. Pare che abbiam fatta la grida apposta per me. Non è vero? Sentite, sentite. Et altre simili violenze, quali seguono da feudatari, nobili, mediocri, vili e plebei. Non se ne scappa, ci son tutti, è come la valle di Giosafat. Sentite ora la pena. Tutte queste et altre simili male azioni, benché siano proibite, non di meno convenendo metter mano a maggior rigore, esse e Sua Eccellenza per la presente, non derogando, eccetera, ordina e comanda che contra li contravventori in qualsivoglia dei suddetti capi o altro simile si proceda da tutti i giudici ordinari di questo Stato a pena pecuniaria e corporale, ancora di relegazione o di galera e fino alla morte. Una piccola bagattella, all'arbitrio dell'eccellenza sua o del Senato, secondo la qualità dei casi, persone e circostanze. E questo irremissibilmente e con ogni rigore, eccetera. Ce n'è della roba, eh? E vedete qui le sottoscrizioni. Gonzalo Fernandez de Cordova e più in giù Platonus e qui ancora Vidit Ferrer. Non ci manca niente. Mentre il dottore leggeva, Renzo gli andava dietro lentamente con l'occhio, cercando di cavare il costrutto chiaro e di mirar proprio quelle sacrosante parole che gli parevano dover esser il suo aiuto. Il dottore, vedendo il nuovo cliente più attento che atterrito, si maravigliava. Che sia matricolato costui, pensava tra sé. Ah, ah, gli disse poi, vi siete però fatto tagliare il ciuffo, avete avuto prudenza, però volendo mettervi nelle mie mani non faceva bisogno. Il caso è serio, ma voi non sapete quel che mi basti l'animo di fare in un'occasione. Per intendere quest'uscita del dottore bisogna sapere o rammentarsi che a quel tempo i bravi di mestiere e i facinorosi d'ogni genere usavan portare un lungo ciuffo che si tiravan poi sul volto come una visiera all'atto d'affrontar qualcheduno nei casi in cui stimasser necessario di travisarsi e l'impresa fosse di quelle che richiedevano nello stesso tempo forza e prudenza. Le gride non erano state in silenzio su questa moda. Comanda Sua Eccellenza, il marchese della Hinojosa, che chi porterà i capelli di tal lunghezza che coprano il fronte fino agli cigli esclusivamente, ovvero porterà la trezza o avanti o dopo le orecchie, incorra la pena di 300 scudi et in caso di inabilità di 3 anni di galera per la prima volta e per la seconda, oltre la suddetta, maggiore ancora, pecuniaria et corporale, all'arbitrio di Sua Eccellenza. Permette però che per occasione di trovarsi alcuno calvo o per altra ragionevole causa di segnale o ferita, possano quelli tali, per maggior decoro e sanità loro, portare i capelli tanto lunghi quanto sia bisogno
per coprire simili mancamenti e niente di più, avvertendo bene a non eccedere il dovere e pura necessità, per non incorrere nella pena agli altri contraffacenti imposta. E parimente comanda a Barbieri, sotto pena di 100 scudi o di 3 tratti di corda da esser dati loro in pubblico, et maggior anco corporale all'arbitrio come sopra, che non lascino a quelli che toseranno sorte alcuna di dette trezze, zuffi, rizzi, né capelli più lunghi dell'ordinario, così nella fronte come dalle bande, e dopo le orecchie, ma che siano tutti uguali come sopra, salvo nel caso dei calvi o altri difettosi, come si è detto. Il ciuffo era dunque quasi una parte dell'armatura e un distintivo dei bravacci e degli scapestrati, i quali poi da ciò vennero comunemente chiamati ciuffi. Questo termine è rimasto e vive tuttavia con significazione più mitigata nel dialetto, e non ci sarà forse nessuno dei nostri lettori milanesi che non si rammenti d'aver sentito nella sua fanciullezza o i parenti o il maestro o qualche amico di casa o qualche persona di servizio dir di lui: è un ciuffo, è un ciuffetto. In verità, da povero figliuolo, rispose Renzo, io non ho mai portato ciuffo in vita mia. Non facciam niente, rispose il dottore, scotendo il capo con un sorriso tra malizioso e impaziente. Se non avete fede in me, non facciam niente. Chi dice le bugie al dottore, vedete, figliuolo, è uno sciocco che dirà la verità al giudice. All'avvocato bisogna raccontar le cose chiare, a noi tocca poi a imbrogliarle. Se volete che io v'aiuti, bisogna dirmi tutto, dall'A fino alla Z, col cuore in mano, come al confessore. Dovete nominarmi la persona da cui avete avuto il mandato. Sarà naturalmente persona di riguardo e in questo caso io anderò da lui a fare un atto di dovere. Non gli dirò, vedete, ch'io sappia da voi che v'ha mandato lui, fidatevi, e gli dirò che vengo ad implorar la sua protezione per un povero giovine calunniato, e con lui prenderò i concerti opportuni per finir l'affare lodevolmente. Capite bene che salvando sé salverà anche voi. Se poi la scappata fosse tutta vostra, via, non mi ritiro. Ho cavato altri da peggio imbrogli. Purché non abbiate offeso persona di riguardo, intendiamoci, mi impegno a togliervi d'impiccio. Con un po' di spesa, intendiamoci, dovete dirmi chi sia l'offeso, come si dice, e secondo la condizione, la qualità e l'umore dell'amico si vedrà se convenga più di tenerlo a segno con le protezioni o trovar qualche modo d'attaccarlo noi in criminale e mettergli una pulce nell'orecchio, perché, vedete, a saper ben maneggiare le gride, nessuno è reo e nessuno è innocente, in quanto al curato, se è persona di giudizio, se ne starà zitto. Se fosse una testolina, c'è rimedio anche per quelle. D'ogni intrigo si può uscire, ma ci vuole un uomo. E il vostro caso è serio, serio vi dico, serio. La grida canta chiaro e se la cosa si deve decidere tra la giustizia e voi, così a quattr'occhi, state fresco. Io vi parlo da amico, le scappate bisogna pagarle. Se volete passarvela liscia, danari e sincerità, fidarvi di chi vi vuol bene, ubbidire, far tutto quello che vi sarà suggerito. Mentre il dottore mandava fuori queste parole, Renzo lo stava guardando con un'attenzione estatica, come un materialone sta sulla piazza guardando al giocator di bussolotti che, dopo essersi cacciata in bocca stoppa e stoppa e stoppa, ne cava nastro e nastro e nastro, che non finisce mai. Quand'ebbe però capito bene cosa il dottore volesse dire e quale equivoco avesse preso, gli troncò il nastro in bocca dicendo: «Oh, signor dottore, come l'ha intesa? L'è proprio tutta al rovescio. Io non ho minacciato nessuno, io non fo di queste cose, io. E domandi pure a tutto il mio comune, che sentirà che non ho mai avuto che fare con la giustizia. La bricconeria l'hanno fatta a me.
e vengo da lei per sapere come ho da fare per ottener giustizia e son ben contento d'aver visto quella grida». «Diavolo!» esclamò il dottore spalancando gli occhi. «Che pasticci mi fate? Tant'è, siete tutti così. Possibile che non sappiate dirle chiare le cose?» «Ma mi scusi, lei non m'ha dato tempo. Ora le racconterò la cosa com'è. Sappia dunque ch'io dovevo sposare oggi». E qui la voce di Renzo si commosse. «Dovevo sposare oggi una giovine, alla quale discorrevo fin da quest'estate, e oggi, come le dico, era il giorno stabilito col signor curato e s'era disposto ogni cosa. Ecco che il signor curato comincia a cavar fuori certe scuse. Basta, per non tediarla io l'ho fatto parlar chiaro, come era giusto, e lui m'ha confessato che gli era stato proibito, pena la vita, di far questo matrimonio. Quel prepotente di don Rodrigo». «E via!» interruppe subito il dottore, aggrottando le ciglia, aggrinzando il naso rosso e storcendo la bocca. «E via! Che mi venite a rompere il capo con queste fandonie. Fate di questi discorsi tra voi altri, che non sapete misurar le parole, e non venite a farli con un galantuomo, che sa quanto valgono. Andate, andate, non sapete quel che vi dite, io non mi impiccio con ragazzi, non voglio sentir discorsi di questa sorte, discorsi in aria. Le giuro, andate, vi dico, che volete che io faccia dei vostri giuramenti, io non c'entro, me ne lavo le mani». E se le andava stropicciando come se le lavasse davvero. «Imparate a parlare, non si viene a sorprender così un galantuomo». Ma senta», ripeteva indarno Renzo. Il dottore, sempre gridando, lo spingeva con le mani verso l'uscio e, quando ve l'ebbe cacciato, aprì, chiamò la serva e le disse: «Restituite subito a quell'uomo quello che ha portato. Io non voglio niente, non voglio niente». Quella donna non aveva mai, in tutto il tempo che era stata in quella casa, eseguito un ordine simile, ma era stato proferito con una tale risoluzione che non esitò a ubbidire. Prese le 4 povere bestie e le diede a Renzo con un'occhiata di compassione sprezzante che pareva volesse dire: «Bisogna che tu l'abbia fatta bella». Renzo voleva far cerimonie, ma il dottore fu inespugnabile e il giovine, più attonito e più stizzito che mai, dovette riprendersi le vittime rifiutate e tornare al paese a raccontare alle donne il bel costrutto della sua spedizione. Le donne, nella sua assenza, dopo essersi tristamente levate il vestito delle feste e messo quello del giorno di lavoro, si misero a consultar di nuovo, Lucia singhiozzando e Agnese sospirando. Quando questa ebbe ben parlato dei grandi effetti che si dovevano sperare dai consigli del dottore, Lucia disse che bisognava veder d'aiutarsi in tutte le maniere, che il padre Cristoforo era uomo non solo da consigliare, ma da metter l'opera sua quando si trattasse di sollevar poverelli, e che sarebbe una gran bella cosa potergli far sapere ciò che era accaduto. «Sicuro», disse Agnese, e si diedero a cercare insieme la maniera, giacché andaresse al convento, distante di là forse 2 miglia, non se ne sentivano il coraggio in quel giorno e certo nessun uomo di giudizio gliene avrebbe dato il parere, ma nel mentre che bilanciavano i partiti si sentì un picchietto all'uscio e nello stesso momento un sommesso ma distinto «Deo gratias». Lucia, immaginandosi chi poteva essere, corse ad aprire e subito, fatto un piccolo inchino familiare, venne avanti un laico cercatore cappuccino con la sua bisaccia pendente alla spalla sinistra e tenendone l'imboccatura attortigliata e stretta nelle 2 mani sul petto. «Oh, Fragaldino!» dissero le 2 donne. «Il Signore sia con voi», disse il frate. «Vengo alla cerca delle noci». «Va a prender le noci per i padri», disse Agnese. Lucia s'alzò e s'avviò all'altra stanza, ma prima d'entrarvi si trattenne dietro le spalle di fra Galdino, che rimaneva diritto nella medesima positura, e mettendo il dito alla bocca diede alla madre un'occhiata che chiedeva il segreto con tenerezza, con supplicazione e anche con una certa autorità.
Il cercatore, sbirciando Agnese così da lontano, disse: «E questo matrimonio si doveva pur fare oggi. Ho veduto nel paese una certa confusione, come se ci fosse una novità. Cos'è stato?» «Il signor curato è ammalato e bisogna differire», rispose in fretta la donna. Se Lucia non faceva quel segno, la risposta sarebbe probabilmente stata diversa. «E come va la cerca?» soggiunse poi per mutar discorso. «Poco bene, buona donna, poco bene, le son tutte qui». E così dicendo si levò la bisaccia d'addosso e la fece saltar tra le due mani. «Son tutte qui e per mettere insieme questa bella abbondanza ho dovuto picchiare a 10 porte». «Mah, le annate vanno scarse, fra Galdino, e quando sa misurare il pane non si può allargar la mano nel resto». «E per far tornare il buon tempo, che rimedio c'è, la mia donna?» «L'elemosina. Sapete di quel miracolo delle noci che avvenne molt'anni sono in quel nostro convento di Romagna?» «No, in verità. Raccontatemelo un poco». «Oh, dovete dunque sapere che in quel convento c'era un nostro padre, il quale era un santo e si chiamava il padre Macario. Un giorno d'inverno, passando per una viottola, in un campo d'un nostro benefattore, uomo da bene anche lui, il padre Macario vide questo benefattore vicino a un suo gran noce e 4 contadini con le zappe in aria che principiavano a scalzar la pianta per metterle le radici al sole. «Che fate voi a quella povera pianta?» domandò il padre Macario. Padre, sono anni e anni che non la mi vuol far noci e io ne faccio legna». «Lasciatela stare», disse il padre. «Sappiate che quest'anno la farà più noci che foglie». Il benefattore, che sapeva chi era colui che aveva detta quella parola, ordinò subito ai lavoratori che gettassero di nuovo la terra sulle radici e, chiamato il padre, che continuava la sua strada: «Padre Macario», gli disse, «la metà della raccolta sarà per il convento». Si sparse la voce della predizione e tutti correvano a guardare il noce. Infatti, a primavera, fiori a bizzeffe e a suo tempo noci a bizzeffe. Il buon benefattore non ebbe la consolazione di bacchiarle, perché andò prima della raccolta a ricevere il premio della sua carità. Ma il miracolo fu tanto più grande, come sentirete. Quel brav'uomo aveva lasciato un figliuolo di stampa ben diversa. Or dunque, alla raccolta, il cercatore andò per riscotere la metà che era dovuta al convento, ma colui se ne fece nuovo affatto ed ebbe la temerità di rispondere che non aveva mai sentito dire che i cappuccini sapessero far noci. Sapete ora cosa avvenne? Un giorno, sentite questa, lo scapestrato aveva invitato alcuni suoi amici dello stesso pelo e, gozzovigliando, raccontava la storia del noce e rideva dei frati. Quei giovinastri ebber voglia d'andar a vedere quello sterminato mucchio di noci e lui li mena su, in granaio. Ma sentite, apre l'uscio, va verso il cantuccio dove era stato riposto il gran mucchio e mentre dice «guardate», guarda egli stesso e vede che cosa? Un bel mucchio di foglie secche di noce. Fu un esempio questo? E il convento, invece di scapitare, ci guadagnò, perché dopo un così gran fatto, la cerca delle noci rendeva tanto, tanto che un benefattore, mosso a compassione del povero cercatore, fece al convento la carità d'un asino che aiutasse a portar le noci a casa e si faceva tant'olio che ogni povero veniva a prenderne, secondo il suo bisogno, perché noi siamo come il mare che riceve acqua da tutte le parti e la torna a distribuire a tutti i fiumi. Qui ricomparve Lucia, col grembiule così carico di noci che lo reggeva a fatica, tenendone le 2 cocche in alto con le braccia tese e allungate, mentre Fra Galdino, levatasi di nuovo la bisaccia, la metteva giù e ne scioglieva la bocca per introdurvi l'abbondante elemosina. La madre fece un volto attonito e severo a Lucia per la sua prodigalità, ma Lucia le diede un'occhiata che voleva dire «mi giustificherò». Fra Galdino proruppe in elogi, in auguri, in promesse, in ringraziamenti e, rimessa la bisaccia al posto, s'avviava. Ma Lucia, richiamato, lo disse:
Vorrei un servizio da voi. Vorrei che diceste al padre Cristoforo che ho gran premura di parlargli e che mi faccia la carità di venir da noi, poverette, subito subito, perché non possiamo andar noi alla chiesa. Non volete altro? Non passerà un'ora che il padre Cristoforo saprà il vostro desiderio. Mi fido, non dubitate. E così detto se n'andò, un po' più curvo e più contento di quel che fosse venuto. Al vedere che una povera ragazza mandava a chiamare con tanta confidenza il padre Cristoforo e che il cercatore accettava la commissione senza maraviglia e senza difficoltà, nessun si pensi che quel Cristoforo fosse un frate di dozzina, una cosa da strapazzo. Era anzi uomo di molta autorità presso i suoi e in tutto il contorno. Ma tale era la condizione dei Cappuccini che nulla pareva per loro troppo basso né troppo elevato. Servire gli infimi ed essere servito da potenti, entrar nei palazzi e nei tuguri con lo stesso contegno d'umiltà e di sicurezza. Esser talvolta, nella stessa casa, un soggetto di passatempo e un personaggio senza il quale non si decideva nulla. Chieder l'elemosina per tutto e farla a tutti quelli che la chiedevano al convento. A tutto era avvezzo un cappuccino. Andando per la strada poteva ugualmente abbattersi in un principe che gli baciasse riverentemente la punta del cordone o in una brigata di ragazzacci che, fingendo d'esser alle mani tra loro, gli inzaccherassero la barba di fango. La parola frate veniva, in quei tempi, proferita col più gran rispetto e col più amaro disprezzo, e i cappuccini, forse più d'ogni altro ordine, eran oggetto de due opposti sentimenti e provavano le due opposte fortune, perché non possedendo nulla, portando un abito più stranamente diverso dal comune, facendo più aperta professione d'umiltà, s'esponevan più da vicino alla venerazione e al vilipendio che queste cose possono attirare da diversi umori e dal diverso pensare degli uomini. Partito fra Galdino, tutte quelle noci, esclamò Agnese, in quest'anno. Mamma, perdonatemi, rispose Lucia, ma se avessimo fatto un'elemosina come gli altri, fra Galdino avrebbe dovuto girare ancora Dio sa quanto prima d'aver la bisaccia piena. Dio sa quando sarebbe tornato al convento e con le ciarle che avrebbe fatte e sentite, Dio sa se gli sarebbe rimasto in mente. Hai pensato bene. E poi è tutta carità che porta sempre buon frutto, disse Agnese, la quale, coi suoi difettucci, era una gran buona donna e si sarebbe, come si dice, buttata nel fuoco per quell'unica figlia, in cui aveva riposta tutta la sua compiacenza. In questa arrivò Renzo ed entrando con un volto dispettoso insieme e mortificato, gettò i capponi sur una tavola e fu questa l'ultima trista vicenda delle povere bestie per quel giorno. Bel parere che m'avete dato, disse ad Agnese. M'avete mandato da un buon galantuomo, da uno che aiuta veramente i poverelli. E raccontò il suo abboccamento col dottore. La donna, stupefatta di così trista riuscita, voleva mettersi a dimostrare che il parere però era buono e che Renzo non doveva aver saputo far la cosa come andava fatta. Ma Lucia interruppe quella questione annunziando che sperava d'aver trovato un aiuto migliore. Renzo accolse anche questa speranza, come accade a quelli che sono nella sventura e nell'impiccio. Ma se il padre, disse, non ci trova un ripiego, lo troverò io, in un modo o nell'altro. Le donne consigliarono la pace, la pazienza, la prudenza. Domani, disse Lucia, il padre Cristoforo verrà sicuramente e vedrete che troverà qualche rimedio, di quelli che noi, poveretti, non sappiamo nemmeno immaginare. Lo spero, disse Renzo, ma in ogni caso saprò farmi ragione o farmela fare. A questo mondo c'è giustizia finalmente. Con dolorosi discorsi e con le andate e venute che si son riferite, quel giorno era passato e cominciava a imbrunire. Buonanotte, disse tristamente Lucia a Renzo, il quale non sapeva risolversi d'andarsene. Buonanotte,
rispose Renzo, ancor più tristamente. Qualche santo ci aiuterà, replicò Lucia. Usate prudenza e rassegnatevi. La madre aggiunse altri consigli dello stesso genere e lo sposo se n'andò col cuore in tempesta, ripetendo sempre quelle strane parole. A questo mondo c'è giustizia, finalmente. Tant'è vero che un uomo, sopraffatto dal dolore, non sa più